Protestano oggi i cittadini di Canicattì per la mancanza di acqua, vertice in prefettura a seguito della manifestazione degli autobottisti. A Ribera una messa di ringraziamento per le piogge di questi giorni, interrogazione parlamentare dell'onorevole Pace sul lago Gorgo di Ribera senza acqua per via di un guasto tecnico. L'onorevole Catanzaro solidarizza con i lavoratori del consorzio di bonifica da 4 mesi senza stipendio. Oggi allerta gialla in provincia su disposizione della protezione civile regionale, le raccomandazioni del primo cittadino Miccichè. Appello alle forze politiche e civiche del candidato Di Rosa in vista delle prossime elezioni comunali. Successo per l'esposizione dei prodotti locali in Francia e in Germania, a cura dell'Associazione Agrigentina Sicilia Natura e Gusto. Si è spento oggi il fisico Antonio Zichichi, il cordoglio del presidente della regione Schifani. Scoperti 3 lavoratori in nero in un panificio di Favara, sospesa l'attività. Panoramica degli avvenimenti sportivi della domenica, l'Agragas vince a Gela, il Casm perde contro il Gelbison, l'Aragona Calcio mantiene la vetta della classifica grazie alla vittoria a Partinico. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento di oggi 9 febbraio, lunedì. Continuano le proteste degli autobottisti a Canicattì, stamani un'altra manifestazione contro le decisioni giudicate restrittive da AICA che gestisce il servizio in provincia. Da qualche giorno la categoria era scesa in piazza per rivendicare le proprie istanze. Le interviste. Emergenza idrica a Canicattì, da giorni gli autobottisti hanno incrociato le braccia fermando i loro mezzi, chiedono altri punti di approvvigionamento per riempire le loro autobotti ed evitare lunghe code. La manifestazione non ha colore politico, è rivolta a tutte le istituzioni preposte a risolvere il problema, i cittadini, le associazioni, le attività commerciali. I partiti politici sono stati invitati a partecipare, l'acqua è un bene di tutti, un bene primario ed è necessaria subito, questo quanto dichiarato dal consigliere comunale Giuseppe Alaimo, organizzatore della manifestazione. L'utenza da rifornire non riesce a rifornire nemmeno queste 5.000 utenze. Abbiamo visto che AICA ha scritto a Siciliacque per avere un incremento dell'acqua e Siciliacque gli ha risposto picche perché già avanzano 25 milioni di euro. Dice prima che vediamo più acqua vogliamo questi soldi, quindi se già AICA non può fornire queste 5.000 utenze come dovrebbe rifornirle 20.000? È una cosa che non ha né testa né coda, quindi dico prima che AICA o qualcuno parla di legalità deve sistemare le strade, deve sistemare la condotta, deve dare più acqua agli autobottisti, deve fare più postazioni di punti di carico e poi forse parliamo di contratti AICA. Guardate qua, fuori dal coro, tutti a venire a sostenerci perché siamo nella cacca, veramente nella cacca. Ci hanno rimasto senza acqua a tutta la città di Canicattì. Siamo ridotti veramente male. Le strade non ne parliamo, da quando amministra questo sindaco Corbo siamo diventati il terzo mondo, siamo una settimana senza acqua nei rubinetti, non possiamo andare in bagno, stanno chiudendo panifici, attività e ci sono case di riposo con anziani, con le piaghe, senza acqua e nessuno se ne frega, ci ricattano. Gentilmente vi prego, in nome di tutta la popolazione di Canicattì, di venire ad aiutarci, a sostenerci. Abbiamo piccini, abbiamo bambini disabili a casa e l'AICA ci costringe a fare dei contratti che nemmeno loro possono sostenere perché sono falluti. Hanno 24,5 milioni di debito, 1,2 milioni di debito. L'ultima bolletta non saltata, io voglio cercando di fare cassa con 9 anni. E nel pomeriggio di venerdì 6 febbraio, su richiesta del sindaco di Canicattì, il prefetto di Agrigento ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica focalizzato sulla particolare situazione della distribuzione idrica in quel comune, quello di Canicattì, a seguito dell'assenzione arbitraria degli autobottisti che si protrae senza soluzione di continuità dallo scorso 4 febbraio.
Nel corso della riunione, cui hanno partecipato, oltre il citato sindaco, i rappresentanti delle forze di polizia, il presidente dell'ATI idrico e i rappresentanti dell'AICA, sono state individuate delle soluzioni per ovviare nel breve periodo alle criticità segnalate dal sindaco, soluzioni che potrebbero già essere disponibili nei prossimi giorni mediante il collegamento alla locale rete idrica di un pozzo individuato dalla cabina di regia regionale in grado di erogare fino a 15 litri di acqua al secondo, cui si somma la richiesta di incremento straordinario dei volumi che il presidente dell'ATI idrica si è impegnato a veicolare a Siciliacque. Il prefetto Caccamo ha impartito altresì delle specifiche direttive alle forze di polizia al fine di proseguire con mirati e specifici controlli per garantire il servizio suppletivo, sia svolto in una cornice di piena legalità e di tutela della salute pubblica e privata. Nel corso dell'attività del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, le componenti presenti hanno più volte rimarcato con fermezza la necessità che le attività connesse all'erogazione del servizio idrico siano costantemente improntate al principio di legalità. A Ribera, cuore della produzione della lancia di Ribera DOP, è stata celebrata una messa di ringraziamento per la pioggia abbondante che negli ultimi giorni ha finalmente bagnato i campi dopo mesi di siccità. Il servizio. A Ribera, cuore della produzione della lancia di Ribera, è stata celebrata una messa di ringraziamento per l'abbondante pioggia che negli ultimi giorni ha finalmente bagnato i campi dopo mesi di siccità. A chiederla gli stessi agricoltori sollevati per le precipitazioni che hanno riportato un po' di speranza nelle campagne. La Santa Messa è stata celebrata da Antonio Nuara, parroco della chiesa San Giovanni Bosco a Ribera. L'iniziativa è stata condivisa e portata avanti da Pino D'Angelo, presidente del Libero Agricoltori Riberesi, e da Paolo Canduscio, imprenditore agricolo, che hanno anche auspicato una soluzione sia per evitare che l'acqua del fiume Verdura finisca in mare e l'altra quella del travaso dell'invaso Mauta gestito da Enel Green Power. Gli agricoltori continuano a chiedere che venga garantito un flusso regolare attraverso una bretella di collegamento considerata indispensabile per superare definitivamente l'emergenza idrica a Ribera. Allora, noi agricoltori siamo partecipati tutti in massa e oltre agli agricoltori ha partecipato in massa tutta la comunità di Ribera, anche chi non sono agricoltori, perché l'unione della comunità ha dimostrato, la comunità di Ribera, che quando ci sono i problemi siamo tutti uniti e se siamo tutti uniti i problemi si risolvono. Noi abbiamo chiesto ieri sera tramite Padre Antonio e Padre Pasqualino di fare questa messa di ringraziamento per poter ringraziare il nostro Signore Gesù della pioggia e della grazia che ci ha fatto dalla pioggia, così possiamo fare la prossima stagione, avere una stagione tranquilla e per poter irrigare i nostri campi. Assieme a questa grazia che abbiamo ricevuto ne abbiamo chiesto un'altra di grazia al Signore, quella di poter che Lui ci faccia un'altra grazia, quella di illuminare tutta la classe politica siciliana affinché faccia l'illumine nella maniera giusta, cioè nella maniera di venire incontro alle esigenze, alla risoluzione dei problemi che noi come agricoltori per l'acqua degli usi irrigui e come cittadini siciliani per l'acqua degli usi potabili, perché nella provincia di Agrigento ci sono tutti i problemi, sappiamo tutti i problemi che ci sono di acqua per usi irrigui e per usi potabili. L'abbiamo fatto nella chiesa di San Giovanni Bosco insieme a padre della corte Pasquale, perché tutto l'anno ci ha messo a disposizione i locali dove gli agricoltori si sono potuti riunire. Ecco, cosa abbiamo chiesto al Signore? Abbiamo detto grazie al Signore, perché quello che non ha fatto l'uomo l'ha fatto Lui e lo fa sempre. Solo che se noi avessimo un poco più di saggezza, allora le cose potrebbero andare meglio e quindi potrebbe
godere la persona, potrebbe godere la famiglia, potrebbe godere la società. Il problema dell'acqua interessa tutti, interessa la vita personale, interessa anche l'economia del paese, perché l'agricoltura nella nostra zona è il volano di tutta l'economia. Quindi se va in crisi l'agricoltura, va in crisi tutta l'economia del paese, e noi vogliamo augurarci che chi ha il compito di fornire l'acqua con tutti i sistemi di raccoglimento dell'acqua e poi anche di darla, possano avere quella saggezza di fare le cose in modo tale che l'acqua non si disperda, perché è abbondante l'acqua che se ne va a mare. Se non si disperde l'acqua, allora stiamo tutti meglio, sia loro perché possono dire abbiamo servito la comunità, sia anche la comunità perché può dire grazie a loro e grazie a Dio abbiamo questi risultati. È una sinergia che bisogna creare. Noi agricoltori cattolici, dopo queste giornate di intensa e proficua pioggia che non vedevamo da diversi anni, abbiamo pensato di celebrare insieme a Padre Nuara e a Padre Pasquale della chiesa di San Giovanni Bosco a Ribera una messa di ringraziamento per il Signore che ci ha donato finalmente questa pioggia santa. Devo dire che la chiesa era abbastanza gremita di produttori ma anche di gente comune che è stata sensibile a venire a seguire questa Santa Messa di ringraziamento. Devo dire altresì che la Sicilia è l'unica regione al mondo dotata di un numero forse di 48-50 dighe e che se riempite supererebbero una disponibilità di acqua oltre il 1 miliardo di metri cubi, ma ahimè si arriva ad una capienza del 10-15%. Perché questo? Perché la politica non si è mai adoperata non tanto per la manutenzione, ma soprattutto per il loro collaudo. Questo facilita che cosa? Il mercato nero, io lo chiamo mercato nero dell'acqua, autobotti, speculazioni, acqua che attraverso le condotte vanno a finire da una provincia come quella di Agrigento ricca di acqua e va a finire nel Trapanese, per non dire nel Nisseno. E il parlamentare di Ribera dell'ADC, onorevole Carmelo Pace, ha presentato una interrogazione all'assessore all'ambiente Colianni sul laghetto Gorgo, ancora vuoto nonostante le forti piogge cadute in questo periodo di servizio. Interrogazione dell'onorevole Carmelo Pace, capogruppo dell'ADC all'Ars, all'assessore regionale all'energia e ai servizi di pubblica utilità Colianni, oggetto dell'iniziativa parlamentare, l'attuale situazione in cui versa il laghetto Gorgo, che risulta vuoto e ancora impossibilitato a incamerare acqua nonostante le abbondanti piogge della settimana. Siamo al paradosso, commenta il capogruppo dell'ADC all'Ars. Nell'arco di 500 metri abbiamo un fiume che esonda il Platani e il laghetto Gorgo che risulta vuoto nonostante le piogge abbondanti dell'ultimo periodo. Da quello che emerge, osserva il parlamentare di Ribera, i responsabili affermano che il lago non può incamerare acqua a causa di una valvola di fondo da sistemare. A questi signori dico: solo adesso vi rendete conto che c'è una valvola da sistemare? Siamo di fronte a una situazione inaccettabile della quale qualcuno dovrà rispondere. Il lago Gorgo, continua Pace, è una fonte di approvvigionamento idrico preziosa
che copre una vasta area della provincia di Agrigento. L'assenza di manutenzione, di programmazione e un atteggiamento di noncuranza hanno portato il lago vuoto praticamente da 2 anni alle condizioni attuali. I nostri agricoltori sono stanchi di questo modo di gestire le risorse idriche e meritano, al pari del territorio, più considerazione e rispetto per quello che dovrebbe essere un diritto garantito dalle istituzioni. Ci auguriamo, conclude il parlamentare di Ribera della DC Pace, che questa valvola di sfondo possa essere riparata nel più breve tempo possibile per restituire, in un momento in cui il tempo finalmente si mostra clemente, un po' di dignità a una comunità martoriata da 2 anni di siccità e di crisi idrica. E il capogruppo del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana, onorevole Michele Catanzaro, esprime la propria solidarietà ai lavoratori del Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale che da 4 mesi non percepiscono lo stipendio. Parliamo di famiglie che stanno affrontando una situazione difficile e che meritano attenzione, rispetto e risposte concrete. A loro va la mia vicinanza e quella del gruppo parlamentare del PD. Il capogruppo Catanzaro rivolge inoltre un invito al commissario del Consorzio e agli uffici regionali affinché vengano affrontate e risolte con tempestività le criticità amministrative e gestionali che stanno rallentando l'erogazione delle spettanze. È fondamentale, prosegue Catanzaro, che si ristabilisca al più presto un quadro di normalità, garantendo ai lavoratori la serenità necessaria per svolgere un servizio essenziale per il territorio e per il sistema agricolo della Sicilia occidentale. E il sindaco di Agrigento avvisa la cittadinanza che il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato un avviso per il rischio meteo idrogeologico, allerta gialla, con rovesci e temporali per la giornata di oggi. Il primo cittadino invita pertanto la cittadinanza alla prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti, di non sostare su passerelle o ponti nei pressi degli argini dei torrenti, evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori, allontanarsi dai locali seminterrati ove è noto il rischio di allagamento, non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d'acqua in piena, non sostare in aree soggette a esondazioni o allagamento anche in ambito urbano, non sostare, non curosare in aree dove vi è stata una frana o un'alluvione, evitare al verificarsi di precipitazioni immense il traffico veicolare e pedonale al villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas e Fiume Drago. Vediamo adesso un servizio sui colleghi di Messina sulla frana del 2023 e sulle preoccupazioni per un possibile isolamento. A distanza di quasi 3 anni, la frana, che il 12 maggio 2023 colpì San Fratello, continua a rappresentare una grave emergenza irrisolta per il paese nebroideo. Un evento che solo per una fortunata coincidenza non provocò vittime, ma che ancora oggi lascia dietro di sé disagi pesantissimi, timori crescenti e un diffuso senso di amarezza tra i residenti e la classe politica locale. La frana si verificò intorno a mezzogiorno in contrada Porta Sottana, quando enormi massi si staccarono dal costore roccioso di Roccaforte, precipitando sulla via Normanni, finendo sulla carreggiata e a ridosso di alcune abitazioni. La barriera metallica di protezione venne completamente distrutta e alcune auto in sosta furono colpite dai massi. Solo il pronto intervento dei residenti consentì a una donna, appena scesa dalla propria vettura, di mettersi in salvo pochi istanti prima dell'impatto. Immediata la risposta dei soccorsi, l'area fu dichiarata zona rossa e venne disposto lo sgombero precauzionale delle abitazioni a rischio. Diverse persone da allora hanno dovuto lasciare le proprie case, trovando sistemazione in affitto. Nei prossimi mesi, inoltre, scadrà anche il contributo per l'autonoma sistemazione, aumentando ulteriormente le difficoltà per le famiglie coinvolte. Nei mesi successivi all'evento, il Consiglio dei Ministri stanziò 6.700.000 euro per i primi interventi di messa in sicurezza, dichiarando lo stato di emergenza. Le risorse rientravano in un più ampio piano di consolidamento predisposto dalla Protezione Civile. Tuttavia, nonostante gli annunci ufficiali e l'esistenza di un cronoprogramma illustrato nel corso di incontri istituzionali,
A oggi i lavori non sono ancora iniziati. Le famiglie evacuate non possono quindi rientrare nelle proprie abitazioni e l'intera area interessata dalla frana appare ormai come un quartiere fantasma, segnato dall'abbandono e dall'incertezza. Ancora più critica la situazione sulla viabilità. La strada chiusa rappresenta un collegamento diretto con il centro abitato e la sua mancata riapertura costringe il traffico a utilizzare un'unica alternativa, una strada statale che presenta già diverse criticità. E il timore che un'eventuale chiusura anche di quest'ultima possa isolare completamente il paese, con conseguenze gravissime per la popolazione. La lentezza dell'iter burocratico è al centro delle critiche. I consiglieri comunali di minoranza chiedono chiarimenti sullo stato della progettazione e sull'avvio dei lavori, sollecitando risposte concrete dopo le promesse fatte lo scorso anno. A preoccupare ulteriormente è il rischio che i ritardi nella messa in sicurezza dell'area possano allungarsi ancora, alla luce delle nuove emergenze che la Protezione Civile è chiamata ad affrontare in altre zone della Sicilia. Da più parti si leva l'appello al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e al Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, affinché la vicenda venga attenzionata con urgenza e si arrivi finalmente a una soluzione definitiva. Quella di Porta Sottana resta così una ferita ancora aperta per San Fratello. Una frana che non ha causato vittime, ma che continua a minacciare sicurezza, mobilità e futuro di un'intera comunità già duramente colpita nel 2010 da un'altra frana di ben più ampia portata, che provocò circa 1500 sfollati e mise in ginocchio per anni la cittadina nebroidea. Un appello alle forze politiche e civiche della città arriva oggi dal candidato a sindaco Giuseppe Di Rosa dopo quello fatto giorni fa ai rappresentanti dei riformisti, a Nuccio Dispenza. Occorre oggi più che mai, afferma Di Rosa, sollecitare quella passione civile che in tanti modi si esprime nella nostra città. È tempo di recuperare il tempo perduto, è tempo di stringere i terreni di scontro che negli anni hanno fatto smarrire l'obiettivo principale, gli interessi dell'Agrigentini. È tempo di riscoprire il punto di incontro per il bene della città. Per raggiungere questo scopo, afferma Di Rosa, è necessario mettere da parte egoismi, appartenenze rigide, personalismi e rivalità che nulla hanno a che fare con le esigenze reali della comunità. Noi ci siamo e aspettiamo chi vorrà assumersi la stessa responsabilità. E il sindaco di Messina, Federico Basile, ha rassegnato le sue dimissioni da primo cittadino per mancanza della maggioranza che lo sosteneva, quindi ritornare a nuove elezioni. Ce ne parlano meglio i colleghi di Messina. Ho rassegnato poco fa le mie dimissioni anticipate alla carica di sindaco di Messina. Mi fermo un attimo su questa frase perché detta così può creare confusione, può essere fraintesa e io non voglio che nessuno pensi che dietro ci siano giochi nascosti, strategie oscure o calcoli personali. Dopo giorni di indiscrezioni, oggi il sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato le sue dimissioni anticipate, aprendo la strada a elezioni comunali anticipate, fissate per il 24 e 25 maggio, con eventuale ballottaggio il 6 e 7 giugno. La notizia segna la fine anticipata del suo mandato, previsto nel 2027, e l'inizio di una nuova fase politica nella città dello Stretto. Il sindaco ha motivato la scelta come una necessità strategica per consolidare la guida della città e garantire stabilità politica. Basile ha ricordato le difficoltà affrontate in questi 2 anni tra perdite di consiglieri e complessità nella gestione delle partecipate e ha evidenziato i successi della sua amministrazione, dall'aumento della raccolta differenziata al risanamento dei conti comunali, fino al miglioramento delle strutture sportive e delle aree verdi. In una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Zanca, Basile ha spiegato le ragioni della sua decisione, sottolineando trasparenza e responsabilità verso la cittadinanza. Meglio fermarsi 3 mesi che tenere in minoranza la città per 15 mesi, ha dichiarato, annunciando contestualmente la propria intenzione di ricandidarsi. Messina deve fare il salto di qualità e avere un ruolo protagonista nello scenario euro-mediterraneo, ha spiegato, sottolineando come la città necessiti di continuità e di un piano strategico chiaro. Basile
Ha inoltre riconosciuto il ruolo del suo mentore politico, Cateno De Luca, sottolineando come il passaggio di testimone abbia permesso alla città di raggiungere una gestione più ordinaria e funzionale. Le dimissioni hanno immediatamente scatenato reazioni polemiche. Cosimo Oteri, capogruppo di Prima l'Italia, ha criticato Basile. Non è mai stato realmente alla guida della città. La decisione arriva in vista delle prossime elezioni regionali e nazionali, del suo principale riferimento politico, e lascia la città senza una guida stabile in un momento delicato. Anche il centrodestra regionale ha espresso perplessità e critiche, definendo la scelta del sindaco come un capriccio politico, condizionato dalle strategie di Cateno De Luca. In una nota congiunta di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Grande Sicilia MPA, Noi Moderati e Democrazia Cristiana, si legge che la decisione crea rischi per la gestione post-emergenza dopo il ciclone Harry e la presidenza della città metropolitana. Con le dimissioni di Basile, Messina si prepara quindi a una campagna elettorale anticipata e intensa, con partiti e coalizioni già al lavoro per definire candidature e alleanze. La città dello Stretto, terza città della Sicilia per popolazione, si trova così al centro dell'attenzione politica regionale, pronta a una tornata elettorale che potrebbe ridefinire equilibri locali e strategie politiche future. Negli ultimi giorni È l'8ª edizione del Mercatino Siciliano in un paese della Francia, nella regione della Piccardia, si è conclusa con uno straordinario successo. Tanti prodotti presenti della nostra zona, come arance, olio, dolci artigianali, conserve. Precedentemente al analoga esposizione era stata organizzata anche in Germania, riscuotendo un grande apprezzamento. Le iniziative sono state promosse da Giuseppe Vizzini, Cattolica Eraclea, con l'associazione Sicilia Natura e Gusto. Noi lo abbiamo intervistato. L'8ª edizione del Mercatino Siciliano in un paese della Francia, nella regione della Piccardia, si è concluso con uno straordinario successo. Tanti prodotti presenti nella zona, come arance, olio, dolci artigianali, conserve. L'iniziativa è stata promossa da Giuseppe Bizzini, Cattolica Eraclea, con l'associazione Sicilia Natura e Gusto. Io sono presidente di un'associazione di promozione turistica e culturale da più di 5 anni. In questi periodi ho realizzato dei rapporti di scambi culturali e di commercializzazione con 2 comunità internazionali, una con la Germania e una con la Francia. Per quanto riguarda la Germania, ho avuto rapporti istituzionali con il sindaco della comunità di Maikamerri, dove noi il 10 e l'11 di gennaio abbiamo realizzato un'iniziativa, la prima manifestazione di promozione di prodotti tipici siciliani in quella comunità. È stato un successo, diciamo, come primo evento, più che altro, diciamo, gli scambi che ci sono stati emotivi anche da parte di tutte le istituzioni locali e la collaborazione e la partecipazione delle persone del territorio che hanno manifestato particolare interesse per la qualità, diciamo, e l'eccellenza dei prodotti che noi abbiamo presentato in quella circostanza. L'altra manifestazione l'ho realizzata in Francia, in una città vicino al capoluogo, Amiens, dove da 8 anni c'è questa manifestazione in un crescendo continuo. I prodotti che solitamente abbiamo portato e che sono quelli di maggiore richiesta, dalle arance di Ribera, dagli oli, i formaggi, i mandorli, i pistacchi, le creme, le marmellate, gli origani, tutte quelle che sono le eccellenze del nostro territorio e l'espressione, diciamo, di un'agricoltura siciliana. Vi dico, le testate giornalistiche francesi, gli elogi, gli apprezzamenti che hanno manifestato, diciamo, in quella partecipazione e con la gente che si affollava per evitare che non avesse la possibilità di acquistare, di poter gustare quei prodotti. E queste cose incoraggiano, anche perché è un momento di visibilità per le nostre aziende in un territorio, in un campo, diciamo, in una vetrina internazionale. Uno spera, diciamo, con questo lavoro, con questo percorso, di mettere un rapporto di commercializzazione tra le aziende locali e i soggetti interessati, diciamo, all'acquisto e alle eccellenze di questi prodotti.
I risultati ci sono stati perché molte aziende mi dicono che arrivano chiamate dall'estero che vogliono fare delle commesse in merito ai prodotti che hanno avuto modo di conoscere in quelle occasioni, in quelle opportunità. Quindi ci sono stati anche degli scambi culturali con le scuole francesi e quelle del nostro paese. Io parlo della comunità di Cattolica Ereclea, dove alunni delle scuole medie sono state accolte dalle famiglie di Cattolica Ereclea qualche anno fa, e così i ragazzi delle scuole medie di Cattolica Ereclea sono stati ospitati dalle famiglie francesi. Questo ci fa capire che in un rapporto di collaborazione in un'area, diciamo, europea, dà molta visibilità e la possibilità sia ai nostri giovani di guardare oltre, diciamo, i confini paesani, in contesti paesani, sia l'opportunità di promuovere i nostri prodotti dove trovano, diciamo, abbastanza apprezzamento e riconoscimento in un campo, diciamo così, vasto. Linea alla regia per la pubblicità. È morto oggi Antonio Zichichi, fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica e delle particelle, a cui ha dato preziosi contributi. Zichichi aveva 96 anni, scienziato di fama internazionale, originario di Erice, e si era laureato negli anni 50 in fisica all'Università di Palermo. Sulla morte di Zichichi arriva oggi il cordoglio del presidente della regione siciliana Schifani. Con la scomparsa di Antonio Zichichi l'Italia perde uno scienziato di statura mondiale e un grande divulgatore. Zichichi ha saputo abbinare il suo nome alla Sicilia e al centro Ettore Majorana di Erice, rendendoli un punto di riferimento internazionale per la fisica e il dialogo tra scienza e cultura. A nome del governo regionale esprimo il più sentito cordoglio ai familiari e alla comunità scientifica. Passiamo ora a qualche notizia di cronaca. 3 lavoratori su 7 presenti sono risultati completamente in nero, oltre ad alcune violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli ispettori del lavoro del contingente Sicilia in servizio nel territorio agrigentino durante il fine settimana hanno eseguito un controllo in un panificio di Favara, riscontrando numerose criticità. Nei confronti dell'attività commerciale è scattata la sospensione dell'attività per lavoro nero e sanzioni per un importo di 2.500 euro. Prescrizioni inoltre sono state adottate per omessa sorveglianza e omessa formazione e informazione sui rischi. Sono state elevate ammende per un totale di oltre 5.000 euro, cui si aggiunge una maxi sanzione per il lavoro nero di 17.500 euro. Ha trascorso la giornata insieme all'ex compagna, ma appena ritornati sotto casa di lei è scoppiata una lite. Un quarantenne di Agrigento, in preda alla rabbia dopo aver chiamato la polizia, ha distrutto la propria utilitaria a colpi di pala. Gli agenti delle volanti intervenuti sul posto, dopo averlo riportato alla ragione, hanno proceduto al sequestro dell'auto perché sprovvista di assicurazione. Il carro attrezzi si è portato via il mezzo con profonde ammaccature su tutta la carrozzeria. Riconosciuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, i carabinieri della stazione di Licata hanno arrestato un quarantenne del luogo, Giuseppe Incorbaia, data esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Il licatese dovrà scontare la pena di 2 anni, 7 mesi e 26 giorni di reclusione. Dopo le formalità di rito è stato portato alla casa circondariale di Lorenzo di Agrigento come disposto dall'autorità preposta. Sciacca ha rinnovato per la 400ª volta il solenne voto di ringraziamento a Maria Santissima del Soccorso, patrona della città. Il nostro servizio. Sciacca ha rinnovato per la 400ª volta il solenne voto di ringraziamento a Maria Santissima del Soccorso, patrona della città. Nel giorno simbolo del 2 febbraio, una processione intensa e profondamente partecipata ha attraversato il centro storico, richiamando migliaia di fedeli provenienti da Sciacca, dai comuni limitrofi e numerosi emigrati rientrati dall'estero, in particolare dagli Stati Uniti, per prendere parte a uno degli appuntamenti più identitari della comunità saccense. Il momento culminante delle celebrazioni si è svolto nel pomeriggio, quando oltre 100 pescatori, come vuole la tradizione,
hanno portato a spalla e a piedi scalzi la statua in marmo bianco di Carrara di Maria Santissima del Soccorso, opera degli scultori Giuliano Mancino e Bartolomeo Birrittaro, giunti a Sciacca via Mare nel lontano 1503, un gesto che si rinnova da secoli, che affonda le sue radici nel voto del 2 febbraio 1626, quando la città, duramente colpita dalla peste, si affidò alla protezione della Vergine, chiedendo la liberazione dal flagello. Noi che portiamo la Madonna affidiamo tutto di noi, le nostre famiglie, la nostra vita alla Madonna, la portiamo per questo e è un'emozione indescrivibile stare là sotto. Sotto la Madonna circa 100, un po' meno di 100. Sì, ognuno ha i suoi compiti, è formata dai portatori e dai timonieri. I timonieri dirigono la Madonna, nel senso le direzioni e tutto. Poi ci sono i portatori e poi c'è il presidente della cooperativa che dà l'ordine di alzare e abbassare le fermate. Quando è stata fatta la statua della Madonna, quando è stata commissionata a Palermo ed è arrivata via Mare, quindi è arrivata al porto e quel giorno c'erano i pescatori, l'hanno portata qua in Basilica e hanno fatto il voto di portarla tutti gli anni i pescatori in giro. È una festa che coinvolge tutta la popolazione 2 volte all'anno in modo massiccio ed è significativa di un attaccamento, è una sorta di appartenenza e identità di tutta la popolazione, ma anche di quelli ormai emigrati negli Stati Uniti che anche ritornano qui periodicamente proprio per partecipare a queste funzioni. Ha un suo fondamento storico. In molti documenti della Madonna, che riguardano la Madonna e il coinvolgimento della popolazione li troviamo nel libro rosso della città, anche nel libro verde, che sono libri storici. E ci sono delle tradizioni, alcune fondate, altre un poco meno, però diciamo, la Madonna è capace di unificare, unire le forze, le espressioni diverse di questa città. Originariamente il titolo era Madonna della Purificazione e del Soccorso, poi nel tempo diciamo, è prevalso questo secondo titolo. La purificazione perché questo è il giorno dell'offerta del bambino Gesù al Tempio e della purificazione di Maria, e con questa, siccome la peste veniva concepita come una sorta di punizione, no? Per cui il soggetto veniva punito, e allora c'era questa sorta di considerarla come un'espiazione, per questo fu scelto il giorno del 2 di febbraio. E anche la concezione che la peste cessò come una sorta di aria che si esaurisce intorno al manto della Madonna era perché c'era una concezione popolare che la peste veniva trasmessa tramite l'aria mentre era un insetto. Tuttora si dice aria morbifera, aria appestata, ma erano concezioni popolari. Ora determinate cose non sono scientifiche o accertate storicamente, però noi le accettiamo diciamo, come una sorta di tradizione popolare, quello della fumata, ma molte cose sono fondate storicamente. Dal primo momento in cui la statua arriva attraverso un veliero nel porto di Sciacca, viene presa in carico da questi marinai, pescatori che la portano nella vecchia chiesa che c'era prima, dove oggi c'è la chiesa di Sant'Agostino. Per cui annualmente poi, per la verità per molti anni ci fu solo una processione annuale, poi nel 1848 si aggiunse quella di agosto, ma in queste 2 processioni sono stati sempre i marinai. Oggi tra i portatori ritroviamo anche persone non del ceto marinaio, però diciamo, sono loro che rappresentano questa categoria dei portatori. Le persone hanno sentito di dover dimostrare questo intervento della Madonna nella propria vita in modo miracoloso, in modo prodigioso, donando un oggetto d'oro proprio a significare questa preziosità dell'intervento della Madonna nei propri confronti. Per cui si sono accumulati dalla metà del 600 ad oggi qualcosa come 1500 oggetti preziosi, un centinaio dei quali sono esposti al Mudia, che è il museo diocesano posto alle spalle di questa chiesa, e gli altri invece che vengono periodicamente nelle 2 processioni esposti a mo' di tendina intorno al Fercolo.
studiando questi gioielli c'è la storia dell'oreficeria della Sicilia occidentale, qui maggiormente rappresentata dal fatto che ci sono qualcosa come una cinquantina di collane esposte nella parte alta del fercolo e varie altre collane in corallo di sciacca esposte sulle tendine, quindi diciamo che c'è una certa storia legata anche a questi monili, storia locale importante, e naturalmente la gran parte di questi monili in corallo vengono dal mondo della marineria. Un cerchio che si chiude, sì. È una storia lunga, 4 secoli, è una storia fatta di fede, di tradizione ed è una storia unica, tant'è che siamo collegati anche con le comunità italiane, saccensi che stanno in America, ci sono anche fedeli di Boston, fedeli di Norriston, quindi questo dimostra quanto questo legame è forte. È un legame forte, siamo al IV secolo dalla liberazione dalla peste ed è un evento storico, un evento di fede, un evento che attrae anche tanto turismo e infatti naturalmente questo è uno di quegli eventi attrattori per il nostro territorio, sia il 2 febbraio ma soprattutto il 15 agosto. Il 15 agosto solitamente è la giornata dedicata a Maria Santissima del Soccorso, quindi in realtà si ripete per quel motivo, ma naturalmente la liberazione dalla peste avvenne il 2 febbraio di 4 secoli fa, quindi per noi la processione vera e propria è quella del 2 febbraio, poi si ripete il 15 agosto, ma naturalmente siamo consapevoli che quel ricordo storico è legato a 4 secoli fa. Vediamo adesso un ampio servizio sulla domenica sportiva curato da Carmelo Lentini, in particolare il Castrum Favara perde con il Gebison, l'Eccellenza Girone A e Licata vince con l'Accademia Trapani, vince il Camarat con un secco 4-0, Castellammare si blocca in casa, lo Sciacca con un pareggio. In Serie D girone di nuova sconfitta per il Castrum Favara sul campo della Gelbson, che brucia parecchio anche perché la classifica si fa sempre più critica. La compagine di Piero e Infantino si ritrova in penultima posizione ad un solo punto dalla terzultima, occupata attualmente da Cireale, San Cataldese, Ragusa e Messina. E domenica prossima arriva al Giovanni Brucoleri l'attuale terza forza del torneo, vale a dire il Savoia. 9 già Virtus si conferma sempre più capolista, avendo battuto il Gela per 3-0, mentre la Regina continua la scalata andando a vincere a Ragusa. San Cataldese e Cireale spartiscono i punti con un salomonico pari, mentre la Nissa espugna il campo della Vibonese. Ma scendiamo di categoria in Eccellenza Girone A, grazie ad una gara accorta e giocata con grande attenzione, il Licata si aggiudica la gara esterna con l'Accademia Trapani e porta a 10 punti di vantaggio sulla seconda, che è il San Vitolo Capo. 3-2 è il risultato finale. Vince a suo diretti anche il Camarat con un secco 4-0 sul Castellammare, mentre si blocca in casa l'Unitas Sciacca, fermata in casa dal San Giorgio Piano sull'1-1. In classifica generale Camarat è in piena zona playoff, mentre lo Sciacca si ritrova fuori di appena un punto. Il prossimo turno al Gurrera sarà derby Unitas Sciacca Camarat, mentre Licata sarà ospite del San Giorgio Piana. E cambiamo ancora e scendiamo ancora di categoria. Promozione girone A con un gol di 3 piedi che ha trasformato un penalty. L'Aragona vince in trasferta sul campo dell'Atletico Partinico e mantiene la vetta della classifica con ben 6 punti di vantaggio sull'Alcamo. Scialbo pari del Gemini fuori casa con il fatalino Terrasino Mundi e sconfitta pesante per il Casteltermine che si arrende sul proprio campo per 1-4 con l'Alcamo. Cede anche la Margheritese a Casteldaccia, ma di misura, vale a dire per 2-1. E sempre da Carmelo Lentini vediamo adesso un servizio con un particolare vincita dell'Agregas a Gela in trasferta per 2-0. Nel girone D, sempre di promozione, l'Agregas si impone con il più classico dei risultati, vale a dire 0-2, sul rettangolo di gioco del Vincenzo Presti di Gela contro il locale Vigor. Si trattava della gara che si sarebbe dovuta disputare la scorsa domenica 1 febbraio e rinviata perché lo stadio gelese era impegnato per dare spazio alla sfida di Serie D girone I Gela San Cataldese. La vittoria della compagine Templi porta la firma di Marrone, che sigla la prima rete, quella del vantaggio, e poi ad inizio di gara, vuol dire all'ottava, a conclusione di un'azione veloce che ha trovato la difesa di casa
impreparata. La seconda marcatura arriva al 18esimo, sempre del primo tempo, con un forte tiro dalla distanza del centrocampista Gatto. Con questo risultato si chiudeva la prima parte della gara. Poi nella ripresa, solita girandola di sostituzione da ambo le parti, timida reazione da parte del Virtus Gela, che pur giocando con molta generosità non è riuscita a impegnare severamente il portiere ospite Manna. Tante invece le occasioni mancate dalla prima linea biancazzurra, con i vari Tripoli, Giama, Vitelle e lo stesso Marrone. Alla fine il risultato non cambia, consente all'Agregas di portarsi via 3 punti e rimanere sulla scia del fuggitiva Priolo Gargallo. Domenica prossima la compagine agrigentina ritorna tra le mura amiche per ospitare l'Atletico Megara. In classifica generale il distacco dalla fetta è sempre di 7 punti, mentre aumenta il vantaggio sulla terza, vale a dire 12. Mercoledì scorso l'Agregas, pareggiando in Coppa Italia sul campo del Gemini, ha superato il turno approdando ai quarti, una finestrella che fa ben sperare per raggiungere ugualmente l'eccellenza. Ancora scendiamo di categoria. In prima, il girone B, l'Empedoclina espugna il campo del Castellana e raggiunge in vetta la classifica il Fada, che proprio domenica prossima sfiderà la compagine granata al Collura. Grande entusiasmo nella cittadina marinara, che sognano ad occhi aperti il ritorno nel calcio che conta. Al Castellana, San Filippo ed Agnello hanno siglato le reti vincenti che hanno scatenato la gioia di un folto numero di tifosi a seguito della squadra. Sì, è stata una partita impegnativa sotto ogni aspetto, magari anche ci aspettavamo un atteggiamento un po' più rilassato da parte del Gela, però devo dire che così non è stato, perché le partite vanno giocate tutte, il Gela l'ha interpretata, diciamo, nel modo migliore. Noi siamo andati in vantaggio, però giocando al piccolo trotto, e pur avendo avuto numerose occasioni da gol, 2-0 insomma è un risultato giusto, che però forse ci sta un po' stretto per le occasioni che abbiamo avuto, ma nella sostanza non è stato mai messo in discussione. Sì, avevamo diverse assenze, però la nostra è una rosa ampia, chi ha giocato non ha demeritato affatto, e quindi continuiamo il nostro cammino e più avanti vedremo e tireremo le somme. Ma la Grasse ci deve credere, perché ha il dovere di crederci, sin tanto che la matematica non ci dice che altri sono stati più bravi di noi in chiave definitiva. Quindi giochiamo ogni partita come se fosse una finale e, ripeto, ad aprile tireremo le somme. Ma io me lo auguro, sinceramente credo che la prospettiva più realistica sia quella di vedere l'Esseneto pronto per l'inizio del prossimo campionato, però devo dire che il clima e le piogge di questi ultimi giorni non hanno certo aiutato chi sta svolgendo i lavori. Speriamo di poterci ritornare il prima possibile, però è importante che l'impianto sia pronto per il prossimo campionato. Ma a quanto pare dovrebbe essere così, perché fino ai quarti di finale vale il criterio della vicinanza territoriale, per cui il nostro avversario dovrebbe essere il Partinico. Anche lì sarà una battaglia sulla lunghezza dei 180 minuti e giocheremo anche lì per andare avanti. Sì, ma l'importante era vincere e continuare il percorso che abbiamo intrapreso fin dall'inizio. La strada è ancora lunga e quindi noi ci crediamo fino alla fine. Assolutamente, l'ho detto poco fa, noi ci crediamo, noi lottiamo domenica dopo domenica per cercare di portare sempre la vittoria a casa, poi alla fine tireremo le somme, però come anche dicevo in precedenza ci sono 3 finestre da dove possiamo entrare, quindi se non ci dovessimo riuscire con il campionato c'è anche la Coppa Italia, o all'ultimo minuto ci sono anche i playoff. Sono pienamente d'accordo, mai nessuno ci ha regalato nulla finora e mai nessuno ci regalerà da oggi fino alla fine del campionato. Dobbiamo battagliare domenica dopo domenica, infatti oggi finita 0-2 magari sulla carta poteva finire con un vantaggio in più, però questo è il calcio e, ripeto, nessuno ci regala niente e dobbiamo dare sempre qualcosina in più tutti quanti. Sì, il pubblico è sempre stato il nostro 12° uomo in campo e spero che più passeranno i giorni e più gente verrà al campo a sostenerci, perché tutti quanti, tutta l'Agragas va avanti per questo obiettivo e abbiamo bisogno di tutti. Bene, questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268,
del digitale terrestre e streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Via Sicilia alle 15 e alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona giornata, raccomandando un'attenzione particolare per l'allerta meteo di oggi.